Nell'ambito della visita tecnica del Consorzio di Bonifica Delta del Po, in queste immagini lo sbarramento antisale sul fiume Adige, al servizio delle unità territoriali di Sant'Anna e di Rosolina. Lo sbarramento, esistente lungo l'Adige, è ubicato a circa 4 km dalla foce e presenta uno sviluppo complessivo di circa 101 metri. Sono delle vere e proprie porte, quelle che vedete agli estremi sono i suoi cardini, vengono fissate su quei pali che vedete, sulla prima fila, quella di monte, e hanno la possibilità di muoversi in questa maniera, come una vera e propria porta. Quelli quadratini che vedete di sopra, li chiamiamo flaps, e sono degli ulteriori movimenti messi in favore di corrente. Quando c'è il flusso che proviene da monte si aprono, lasciano passare l'acqua. Se c'è l'inversione del flusso e quindi la risalita del mare, si chiudono e impediscono all'acqua di passare. Questo impedisce all'acqua da monte di passare in questa zona valle. Queste strutture normalmente a marzo viene un pontone, le prende, le ancora e le mette giù. Detta così sembra una rovina. Sono circa 40-50 mila euro l'anno di collocazione, rimozione e manutenzione, perché che vuole anche i sub, chi va sotto ad ancorarle, saldare le orecchie rotte, eccetera. Più gli accidenti, come dire, di normale manutenzione, piena, arriva giù la legna, dobbiamo andarla a rimuovere. Tanto per avere un'idea, questi pali qua, la seconda fila che abbiamo fatto, proprio per rinforzare la spinta di questa legna là, sono posti da in testa lì a 32 metri, quindi vanno sotto 30 metri dallo zero. Allora qua a monte in questo momento siamo sui 5 metri, lì a valle dove fa sto movimento per cui erode anche il fondo, nonostante sia stato più volte consolidato con pietrame, arriviamo 15 e punti di 20. Con il rappresentante della regione, l'assessore Cristiano Corazzari, si è parlato anche del progetto Nuovo Sbarramento. Il progetto definitivo, aggiornato nel 2023, prevede la realizzazione di una nuova opera finalizzata alla ritenuta e all'innalzamento del livello idrometrico. Stiamo facendo dei progetti molto importanti con il Consorzio. Il Consorzio è un ente che ha una funzione fondamentale, voi lo sapete meglio di me perché siete legati al territorio attraverso l'associazionismo agricolo e attraverso le nostre amministrazioni. Come sapete dobbiamo dotarci di un sistema flessibile che riesca a garantire un approccio diverso a seconda delle problematiche dei cambiamenti climatici che ci aspettano. Adesso siamo in un momento di abbondanza d'acqua, abbiamo avuto momenti di siccità, ora noi dobbiamo essere bravi ad avere un approccio che sia capace di darci delle risposte in ognuna di queste situazioni estreme e opposte, ed è questi gli investimenti che poi ci possono mettere in sicurezza. Senza il Consorzio certe cose non si potrebbero fare, interventi come questi, e proprio per l'esperienza che il Consorzio ha maturato sul territorio nel corso degli anni, noi abbiamo voluto far sì che il ruolo del Consorzio diventasse sempre più centrale, tanto che come Regione stiamo lavorando affinché vengano utilizzati dal Consorzio anche i fondi legati alla vivificazione delle lagune, che andranno a beneficio di tutto il comparto pesca, oltre che naturalmente della sicurezza idraulica del nostro territorio. E quindi facendo tornare il Consorzio quel perno centrale attorno a cui ruota la manutenzione di tutte le realtà del nostro delta in particolare. Parliamo del delta qui, ma lo stesso discorso lo possiamo fare per il resto della nostra provincia. Ecco, e quindi io devo ringraziare questa struttura, questa squadra che tu Presidente rappresenti, perché ha sempre avuto un approccio di grande collaborazione con noi e di grande dialogo con territori e con gli operatori, le categorie, gli agricoltori, i pescatori, gli amministratori, tutti. Quindi grazie del vostro lavoro, noi cercheremo di fare di tutto affinché vi possiamo dare le risorse e mettervi nelle condizioni per continuare a lavorare. Se non ci foste voi sarebbe molto più complesso fare
complicato fare le cose. Io ti ringrazio a nome di tutti, Cristiano, per il lavoro che fai, e il consorzio è sempre a disposizione tua. Grazie. Bene, grazie a voi tutti, grazie. Grazie.